benvenuti e un saluto speciale ai bambini della scuola di Tissi. Oggi siamo di nuovo insieme per inventarci qualcosa di molto carino su tutto ciò che la natura ci offre. Allora, come potete vedere, ho recuperato qualcosa nel mio giardino, un po' di pigne, qualche rosellina che ho fatto preventivamente seccare a casa, dei pistilli delle rose, qualche altra piccola pigna, qualche fogliolina, insomma, provate a vedere un po' in giro nel giardino di casa vostra o in giro per le strade, per le campagne, se trovate qualcosa di carino che vi ispira per creare dei simpaticissimi folletti della natura. Vedete un po'? Eccoli qua. Allora, abbiamo i folletti delle rose, abbiamo i folletti, questo sembrerebbe più il folletto della neve. Questi non sono solo folletti, potrebbero essere anche i vostri angioletti che appenderete o i vostri folletti all'albero di Natale. Allora, iniziamo così. Prendiamo una pigna. Può essere, o può capitarci, di trovare delle pigne un po' più vecchiotte, a cui mancano magari dei pezzi interni. Non c'è problema, anche quelle che sembrano più bruttine possono diventare molto carine, inserendo nei pezzi vuoti delle rose secche oppure dei pistilli o ancora delle pignette che troverete in miniatura o qualche legnetto. Allora, questo per il momento lo lasciamo qui e procediamo. Prendiamo una sfera di legno. Queste le trovate in vendita dappertutto, se no potreste fare voi delle piccole palline in cartapesta. Ora vi spiego come fare gli occhi, il nasino e la bocca, come costruire un viso. Allora, il metodo più semplice è utilizzare un pennarello. Vi potrei dire di utilizzare anche il colore nero col pennello. Dov'è? Tra la mia attrezzatura, il pennello a punta. Però credo che sia più semplice per voi utilizzare un pennarello. Allora, cerco il centro di questa sfera, considerando che parte della sfera andrà decorata con petali, insomma dovremo costruire i capelli e un cappellino. Quindi ritorniamo alla nostra sfera e gli occhi possono essere costruiti o facendo due piccoli cuoricini neri che sono la base dei nostri occhietti, 1 e 2. Guardo un attimo per le distanze, ok, così. A questi piccoli cuoricini aggiungo le ciglia, 1, 2, 1, 2, vediamo un attimo, là, è uscito anche un neo, ok, così, nasino. Adesso dobbiamo illuminare gli occhi. Per illuminare gli occhi prendiamo il colore bianco, potrebbe essere tempera o acrilico, questo è fondamentale utilizzarlo in questo formato. Allora, appoggiamo un attimo qui, prendiamo un piccolo pennello, il più piccolo che avete, e gli dovete fare la punta, e questo, allora, bagno nell'acqua e lo giro finché non ottengo una punta perfetta, ok? Allora, prendo un po' di bianco direttamente dal tubo perché tanto non dovrò mischiarlo a nessun altro colore e vado sugli occhi e faccio dei piccoli puntini che illumineranno lo sguardo del nostro folletto, così. Probabilmente una volta che questi si asciugano dovremo ritornarci perché questo materiale assorbe molto, il legno assorbe molto. Allora, sciacquo il mio piccolo pennello e vado a prendere del rosso, eccolo qua,
per la bocca. Ok, vediamo un attimo, centriamo la bocca. Allora, la bocca possiamo fare un ovale, così, delicatissimo, e poi allungare per fare un accenno di sorriso. Eccoci qua, così. Sciacquo immediatamente il pennello in modo che non si asciughi la punta e adesso vado a prendere un po' di rosa. Ok, allora un po' di rosa per le mie guanciotte. Eccoci qua. E col dito vado a tamponare per far sì che si sfumi il colore. Allora, posso usare diverse tonalità di rosa o di rosso se voglio le guanciotte un po' più rosse. Dipende un po' dall'effetto che voglio ottenere. Allora, per ammorbidire lo stacco tra i colori, posso riprendere un pochettino di bianco, un attimino, ecco, tanto lo dovrò aggiungere anche negli occhi perché come si asciuga il colore perde luminosità, per cui questa operazione sugli occhietti per le luci va ripetuta più volte. E intorno alle guance metto un po' di bianco e tampono sempre con le dita. Ok, e lo sfumo in questo modo. Ok, vediamo un attimo, direi che ci siamo. Ecco qua. A questo punto prendo la mia colla a caldo, la pigna, e posiziono la testa. Allora, queste sfere hanno dei fori, posiziono la testa in questo modo. Il foro andrà a appoggiare proprio su questa parte della pigna. Un attimo, carico la colla. Allora, nel mentre che la colla si scalda, insomma, valuto un po' che cosa utilizzare. Qui ho un piccolo bocciolo di rosa che sicuramente andrò a mettere come cappellino del mio folletto, posizionandolo in questo modo. Allora, sotto costruirò una base di capelli. Questi capelli verranno fatti con i petali delle rose, ecco qua, e sceglierò dei colori tra tutte le rose che ho fatto essiccare, dei colori che mi permetteranno di avere una gamma di sfumature abbastanza variegata. Eccoci qua, così. Ok, allora iniziamo da qui. Taglio il gambetto del fiorellino in questo modo. Io di solito metto sempre prima il cappellino, così poi proseguo con gli altri petali per costruire un po' la capigliatura. Ok, metto la colla da una parte e adagio la mia rosa in questo modo. Qui, dove ancora ho un po' di colla, andrò a sistemare, ok, questi petalini così. Andiamo un po'.
in questo modo. Allora, questo lo spostiamo un po' di qua. Allora, questo mettiamo la rosa così. Aspettate, eccoci. Si vede? Allora, ecco, utilizzo il rametto per non bruciarmi. Allora facciamo così, stai qua. Ok, adesso prendo un piccolo bocciolo essiccato e lo sistemo qui in questo modo. Dopodiché, ok, cerco tra i miei materiali, avete visto qui ho dei piccoli melograni secchi oppure delle noci, insomma un po' tutto ciò che ho trovato nella campagna di casa mia. Ecco qua, qui ho un altro pezzo di melograno che io posso utilizzare da mettere dietro come supporto e cappellino, in questo modo. Allora, se dentro ci sono dei semini, procediamo a svuotare il melograno, ok, in modo che si adagi meglio alla pallina di legno. Quindi riempiamo di colla in questo modo, così, e andiamo ad adagiare sul retro in questo modo. Così qui continuerò da questa a mettere dei capelli, ovvero dei petali. Così, vediamo un attimo. Qui da questa parte metterò una piccola pigna, così, ecco qua, e diciamo che la conciatura è più o meno sistemata. A questo punto appoggiamo qua, mettiamo della colla abbondante sulla superficie della pigna, in questo modo. Ok, e adagiamo il nostro folletto. Allora, in questo caso, come potete vedere, da questa parte la pigna è più scura, mentre qui ha preso magari luce, sole e della pioggia e la pigna è diventata più grigiastra. Allora, questa volta deciderò di utilizzare la parte più nuova. Ecco qua. Allora, una volta che la testa si è attaccata, continuerò la mia decorazione per coprire tutta la pallina di legno. Aggiungendo altri petali. Così, Dio. Ecco qua, e anche da questa proseguiamo
la decorazione. Così. Devo girare qua. Vediamo un attimino, direi che ci siamo quasi. L'ultimo piccolo ritocco qui. Ecco qua. Ok. Benissimo. Allora, a questo punto non ci resta che abbinare delle piume. Allora, io ho utilizzato delle piume di Marabù. Ci sono anche altre piume che voi potete trovare in commercio, e ce ne sono di tantissimi colori. Io ho deciso in questo caso di avere un colore bello brillante. Adesso manca ancora un po' di decorazione qui per riempire questo vuoto, e io direi di mettere un bel pistillo come fosse quasi una spilla. Ok? Allora elimino il gambo. Chiaramente la mia scelta ricade anche sulle sfumature che presenta il pistillo, per cui questa coroncina rossa va a riprendere i petali della pettinatura e lo sistemo proprio qui, dove c'è uno spazio più ampio. Ecco qua. Così. Ok, in questo modo. E benissimo. E qui mettiamo qualche altro petalo per creare una sorta di colletto. Utilizziamo sempre i gambi per spingere i petali in fondo, se non rischiamo di bruciarci. Oltretutto ora lo spazio è talmente piccolino che non entrano le mani. Eccoci qua, così. Vediamo un po'. Ok, manca ancora un piccolo tocco da questa parte. Vediamo. Questo è troppo scuro. Cerchiamo qualcosa. Questo gigante. Ecco, qualcosa. Ok. Oh, signor tappo, stia là. Qui. Insomma, andiamo un po' a riempire quegli spazi vuoti con i nostri petali, così che si crei una decorazione più armoniosa. Ecco qua. Adesso a questo punto direi che va bene. A questo punto lascio un attimo il mio folletto qui e andiamo a prendere della lana o un cordoncino, quello che voi avete a disposizione, per creare il cordino per appendere il nostro folletto. Quindi più o meno questa è la misura. Faccio un nodo, dopodiché, affinché il folletto non si rovesci quando vado ad appenderlo, farò passare il mio cordino tra diciamo così le alucce della pigna,
allargandolo un pochettino, magari ne prenderò 2, e poi lo faccio aderire alla testa in questo modo con un punto di colla, perché se no il folletto potrebbe, una volta appeso, pendere in avanti così. Allora, fermandolo alla testa, il folletto sicuramente resterà dritto. Ecco qua, un punto di colla, uniamo, posso prendere anche una sola luccia, uniamo il cordoncino dietro, così, qui lo incolliamo anche qua, così, ecco, tanto poi questa parte verrà coperta dalla decorazione che andrò a mettere delle piume, con le piume, ecco qua. Ok, a questo punto ho scelto questa tinta di Marabout perché mi piaceva l'idea di creare qualcosa con dei toni più accesi abbinandoli ai petali fucsia. Quindi prenderò in misura più o meno così, insomma, ecco qua, e andrò a inserire la decorazione di piume, aspettate, in questo modo, oli, quindi un po' di colla, ecco qua, così, un punto di colla qua dietro, spostiamo questo fazzolettino così, e poi qua benissimo. Adesso vediamo un po'. Ok, il nostro folletto è bello che pronto. Spero che vi siano piaciuti anche questi lavoretti molto simpatici e di semplicissima realizzazione. Vi ringrazio di avermi seguito e un caro saluto a tutti. Ciao ciao!